Bellini, l'analisi, sto tutto eccitato perché insomma è bello poter parlare di una partita vinta bene, con tranquillità, senza problemi. L'analisi è anche abbastanza facile da fare, la facciamo per continuità, però le parole di Conte in due fasi, in due momenti sono molto importanti. Qualcosa voi la sapevate già perché l'avevamo anticipata, le altre cose le prendono, le cercano di mistificare, gli mettono in bocca cose che non ha detto e si creano polemiche inutili. Cominciamo. Io sono contento perché a volte da content creator, nella voglia di fare qualcosa di diverso e non sempre la solita solfa, mi prendo dei rischi, mi prendo delle responsabilità, mi prendo anche qualche insulto, insomma. Più che altro la vedo come un insulto se poi mi si accusa di generare terrorismo psicologico e cose del genere, quando invece io cerco semplicemente di non farvi cadere dal pero. Cioè, ma com'è possibile? Lukaku, per esempio, è venuto in panchina, come mai? E io vi dico delle cose, mi prendo delle responsabilità e la mia felicità non è avere ragione, ma semplicemente non avervi detto una stupidaggine, non avervi incanalato in una situazione che poi non si rivela tale. Così gli iscritti dopo, voi iscrivetevi al canale adesso perché ho in mente tantissimi contenuti diversissimi di fine anno, ci divertiamo, ci prepariamo per il 2026. Lasciate un like e come al solito sull'analisi tattica lasciate un hype, i punti di hype che sapete da cellulare si possono lasciare. Prima delle analisi, visto che ce l'ho qua, un anticipo delle parole di Conte, poi dobbiamo andare nello specifico. Questo è Sabatini che si diverte così. Io discuto le parole di Conte, sì, quello sì, perché che c'entra adesso avvelenare un po', con una polemica anche molto sottile, questi giorni di festa, se vogliamo, con il fatto che Inter, Milan e Juventus hanno qualcosa in più del Napoli, sono più potenti, meglio attrezzate, più forti. No, non è così, perché non bisogna far confusione anche con la storia recente, perché il Napoli è comunque la squadra che ha vinto 2 degli ultimi 3 campionati e una squadra che ha vinto 2 degli ultimi 3 campionati non è sicuramente inferiore neanche come potere, neanche come strutture, neanche come stadio, neanche come seconde squadre rispetto a Juventus, che ha ben altri problemi, Milan che ha ben altri problemi e Inter, a proposito, sono anche problemi economici, quelli che il Napoli non ha. Problemi economici che il Napoli non ha, vero? Però siamo noi che non possiamo fare il mercato. Cioè è bellissimo. Conte avvelena i pozzi quando dice semplicemente la verità, cioè che le altre squadre sono più strutturate e hanno storicamente più potere. Signori, lo stadio noi non ce l'abbiamo. Cioè, veramente il coraggio un centro sportivo noi non ce l'abbiamo. Veramente il coraggio la seconda squadra noi non ce l'abbiamo. Veramente il coraggio e da qui poi si passa a quelli che fanno l'intervista a Chivu e dicono Conte ha detto che così ha punzecchiato, ha lanciato delle frecciatine. Assolutamente no, proprio per niente. E Chivu risponde giustamente non mi interessa, perché non interessa. È semplicemente Conte che risponde all'ennesima domanda che non serve a nulla, dove deve dire ma perché non siete i più forti del mondo? Dillo che il Napoli è la squadra più forte del mondo ed è pronta a comandare a livello generale. E Conte ti deve rispondere non è così, per tutta una serie di motivi che conosciamo benissimo. Poi andiamo però nello specifico di quello che dice Conte in conferenza, perché è sempre diversa l'intervista dalla conferenza. Ci aggiunge 2 dettagli pazzeschi. Ci spostiamo per pochi screenshot che però non funzionano. Allora, la cosa sfiziosa dell'inizio partita, come sempre, la cosa sfiziosa è che in questo caso o Nicola sa che Juan Jesus va a schermare o gli altri vanno a schermare e quindi non lo manda proprio l'attaccante a fare il pressing, o il Napoli sa che Vardy lo fa ma non lo fa con convinzione, che si ferma e insomma non avviene quella cosa lì. Nella live abbiamo parlato molto della situazione della partita di Elmas. Io sono protagonista di questa cosa sfiziosa che Elmas, io sono il mio pupillo che difendo sempre anche quando gioca non bene, e io questa volta mi rifaccio semplicemente alle parole di Andrea Marinozzi, quindi non sono le mie. Qui sono 2 cose interessanti da notare. Il primo, Elmas che porta via Terracciano dalla sua posizione, anche lui fa una serie di movimenti, guardate anche i suoi,
non solo le mie, nell'analisi della partita Andrea Marinozzi la prima cosa che dice è il movimento di Elmas tirare fuori Terracciano, come il movimento di Elmas tirava fuori Tomori che libera la linea di passaggio, come vedete, e poi Elmas ci sta, che ha toccato pochi palloni ed è stato forse il meno meglio della nostra squadra. Però questa cosa si vede poco quando in partita tu segui il pallone, o meglio provi a seguire il pallone che non si vede. Juan Jesus in possesso palla, Elmas è venuto qua, come vedete, a tirare fuori il suo marcatore e si libera questa bella linea di passaggio. Signori, questa qua non è un'azione che poi va così, finisce nel dimenticatoio, questo è quello che porta al primo gol del Napoli, quindi a tutti gli effetti c'è. Però vabbè, io amo Elmas, non fa niente, dite che amo Elmas e che sono pazzo e che non... Vabbè, Højlund riceve palla, se la allunga bene, prova il cross al centro e gli riesce un pochino alto, non riesce a trovare, anche perché qua Neres non c'è, si era accentrato moltissimo. La palla finisce in zona Politano, Politano la mette a terra, prova questo cross che viene leggermente deviato, viene deviato così, al centro è proprio Højlund che prova a saltare di testa, il famoso discorso che i cross diventano cross bianchi, poi ci arriveremo, cioè che non sempre sono 50-50, quindi puoi non vincerlo quel duello, ma la palla, la seconda palla la devi andare ad attaccare. Qui il Napoli ha attaccato l'area con molti uomini, c'è anche McTominay, c'è anche Elmas, c'è Neres in questa zona, ma la palla contesa da Højlund e credo fosse Baschirotto arriva nella disponibilità di Spinazzola che tira pallone deviato che finisce poi a Højlund che è rimasto qua. Tapin inutile, vabbè, tapin, ma lo devi fare, il tapin devi controllare, devi metterla col destro che non è il tuo piede, quindi molto molto bene. Qui vi assicuro che c'è il pallone, ve lo giuro, questa è un'azione dove la Cremonese tira a volo con il mascherato Bianchini credo, però finisce alta. Qua proprio parte il pallone, già è sparito qua, nemmeno in aria, e non è nemmeno un pallone in aria. Quando parte la palla sparisce completamente. Vi faccio vedere questo screenshot perché ho letto che finalmente la Serie A ha capitolato e ci hanno fatto sapere che adesso sono entrati in produzione nuovi palloni, ma usate quelli vecchi, non dovete aspettare di crearne nuovi, o quelli vecchi li hanno comprati tutti quanti quelli là. Vabbè, comunque si è fatto un passo indietro, probabilmente il pallone arancione non lo vedremo più, Dio sia ringraziato. Politano quindi entra in entrambi i gol, in questo caso va fino in fondo seguito da due avversari, li punta bene, e adorabile quando il Politano fa il cross col destro che va a finire nella zona di McTominay, che insomma qua il ragazzo sta aumentando i giri, anche da mediano va ad attaccare molto l'area. Qui anche Di Lorenzo era andato a riempire l'area avversaria e qua io mi sono messo paura perché ho detto forse McTominay ha travolto Zerbin, ma non è vero. Non c'è un'inquadratura migliore di questa per farvi vedere che salta McTominay e in maniera pulita la prende col sinistro di esterno, un tocchettino quasi di tacco, veramente è un assist pazzesco che si porta a casa lo scozzese. Con questo tocco la palla finisce in mezzo alle gambe di Baschirotto e il rapace è lì pronto a far gol, a fare la sua doppietta. Questo va avanti a doppiette. La partita in crescendo di McTominay si poteva arricchire anche di questo assist. Qua trova un bel filtrante sempre per Højlund che in profondità tiene a bada Baschirotto, se la porta avanti e qui tirerà sull'esterno della rete. Altro tiro di McTominay che insomma rende il protagonista Audero della partita, ne prende due ma altri 3 o 4 li salva, quindi Napoli che legittima, che spreca anche molto, ci piace il Napoli sprecone, soprattutto quando comunque vinciamo. E su questa respinta arriva la cosa di Holly e Benji, perché la palla vagante viene attaccata da Lang e Højlund quasi contemporaneamente, in qualche modo si ostacolano, e a tutti noi ha ricordato questo momento qua, una grandissima risoluzione. Però bravi voi in live che oltre a Tom Baker e Oliver Hutton, anche i Derrick facevano questa cosa qua, oltre alla catapulta infernale, quando poi credo che non so se qua era in nazionale, comunque ve la devo studiare perché secondo me mi ci divertivo moltissimo fra le analisi tattiche di Holly e Benji. Anche loro avevano questo colpo in canna. McTominay continua a provarci, non pago dell'assist, voleva segnare
segnare, io ho il bisogno fisico di esultare a un gol di McTominay, immaginate quanto ne abbia lui, fare uno screamer, insomma, di portarsi a casa anche qualche gol. Baudero paga anche questa. E poi andiamo alle cose che non si vedono negli highlights, per esempio la marcatura di Juan Jesus, che in questo caso segue Bonazzoli fino in questa zona. Qua recupera palla il Napoli grazie a questo pressing, questo accerchiamento. Il Napoli sta attuando una marcatura mista, si va a uomo ma a volte si resta nella zona, siamo molto aggressivi in alcune fasi, in altre sappiamo attendere, e quindi non diamo punti di riferimento assoluti a nessuna squadra. A me questa cosa piace molto. E qua si vede la mentalizzazione. Questa immagine di Højlund pronto al pressing sul rinvio avversario mi ha ricordato una cosa. Vediamo, vi do 2 secondi. Cosa vi ha ricordato? Questa immagine qua, questa immagine da pallone d'oro, questa immagine dell'occhio della tigre, il Dembélé che era un giocatore tutto fuffoso, tutta tecnica, tutta cosa, che poi diventa un centravanti mentalizzato pronto ad aggredire la prima costruzione di una squadra. In questo caso credo sia l'Inter, non lo so. Ovviamente Højlund non è ancora, magari lo diventa, Ronaldo il fenomeno, perché qua il pallone lo controlla prima con ginocchio e poi con l'altro se lo porta troppo avanti e non riuscirà a controllarlo. Questo sarebbe stato assist di Milinkovic-Savic direttamente. Pallone lungo che rimbalza in questa zona qua. Beh, lo sappiamo, la gittata di Milinkovic è qualcosa di unica nel suo genere. E possiamo andare possiamo andare prima delle pagelle a dirvi quella roba di Conte, perché quando a Conte gli chiedono dell'importanza di Lobotka, lui sente prima di tutto il dovere quasi di dire sì, però ringraziamo pure Elvas che ha fatto quel lavoro là, e poi ribadisce la situazione degli infortunati, dei lungodegenti, e vi dice una cosa, quella famosa bella notizia che vi diedi 2 video fa. Lobotka quando ha avuto problemi bisogna ringraziare Elmas che si è adeguato a fare quel tipo di lavoro. Anch'issa dovremmo averlo forse a fine mese, però poi ci sono altre situazioni gravi, di infortuni gravi, come quello occorso a Romelu, quello occorso anche a De Bruyne, che vedete, non sappiamo quando torneranno, come torneranno, perché quella è l'unica cosa che sinceramente mi preoccupa. E continua col dire, fa un sorriso e dice anche poi succede una partita che non vincim e ricomincerete a dire le cose che avete detto, che va bene, e va benissimo. Quindi quella buona notizia che vi dissi non era campata in aria. Ovviamente la buona notizia è il ritorno di Anghissà magari prima del previsto. La cattiva notizia è che Lukaku potrebbe averne più a lungo. Qua lui dice quando e come torneranno. Dopo pochi minuti dirà: Ho 2 situazioni tra gli infortunati importanti che non sappiamo quando e se potranno tornare a disposizione. Questo è... Quando e se torneranno. Questa cosa io non lo sto leggendo in giro, probabilmente è passata sotto metafora, sotto semaforo, perché l'ha detta sottovoce. Però quando e se torneranno. Ecco perché poi aprivo alla possibilità, visto che il Napoli deve ragionarci su quello che sono le spese del club, il fatturato che potrà aumentare quest'anno, ma certe spese sono pesanti. L'idea, perché sto sentendo idee di mercato che stanno uscendo, parleremo di Mastantuono, parleremo, quindi iscrivetevi al canale perché parleremo di tutte queste cose di mercato in questi giorni quando si apre gennaio. Però per farlo devi liberare posti e devi liberare ingaggi, ed ecco perché purtroppo ci sono queste cose. La rescissione di un De Bruyne che magari non sai come, quando e se ti tornerà disponibile quest'anno è un'opportunità, è una possibilità, non è un mio desiderio. Io mi sentirò male, andrò in strada a piangere, però non vi voglio far cadere dal pero. Ecco tutto. Idem per quanto riguarda Lukaku. Quindi che Lukaku uno aveva probabilmente già pensato l'anno scorso, si fa l'ultimo anno, fa crescere Lucca e poi magari accetta un'offerta araba. Questa era l'ipotesi assoluta. Il crescere Lucca, adesso dobbiamo capire se
se ha senso, se il Napoli lo vuole fare, o se vuole impostare delle trattative. Si parla della Lazio. Io non credo che Lucca sia l'attaccante ideale per Sarri. Non è un problema nostro se lo vogliono fare, ne parleremo. Andiamo a vederci queste pagelle belline degli amici bellini, 7 per McTominay. Il perché qua io credo che non debba nemmeno contestare nulla, perché le pagelle le ho viste e mi trovo praticamente al millimetro con tutti i voti. 6,5 per Spinazzola, che gioca solo un tempo ma lo gioca bene. Conte ci ha confermato, ha sentito un affaticamento e non ha voluto rischiare. 7 Lobotka, straordinario. 6 per Politano, qua forse 6 più. Perché poi si va al tiro, fa dei tiri non molto pericolosi, però entra in entrambi i gol con i suoi cross, quindi qua 6 più 6,5 ci poteva stare. 6,5 Juan Jesus, un'altra sbavatura, noi la sottolineiamo, ma quello che sta facendo sto ragazzo è qualcosa di inimmaginabile. Chiedete scusa a Juan Jesus. 7 meno Rachmani, molto autoritario. 6,5 per Di Lorenzo, 6,5 per Savic, che ha dovuto fare poco, però anche quei tiri velleitari ci devi stare, li devi parare senza spillarli. Senza voto Lucca. 6 per Buongiorno, 6 più per Lang, che entra vivace, disturba un pochino Højlund, ma ci deve provare anche lui. 6,5 per Gutierrez, molto propositivo quando è entrato. 8,5 premio Oriali, ovviamente per Højlund. Sono finite le cose insomma da dire su Højlund, le lasciamo dire a chi non ha altri spunti. Højlund, noi parliamo di altro, che su Højlund già sappiamo tutto. 6 più per Neres, meno forse ispirato di altre volte. 6 per Elmas, che il premio Michu rappresenta semplicemente il peggiore di un bunch di giocatori che poi alla fine sono tutti positivi. Io sono d'accordo col 6, perché poi puoi fare molto di più, però mi piace sottolineare che quei movimenti li fa e sono utili alla squadra, non sono movimenti a casaccio. Senza voto per Bazzocchi. 7 pieno a Conte e non c'è nulla da dire. E al Piccione io credo che 5,5 per il Piccione sia un voto dignitoso. Non siamo sempre molto come si dice, larghi di maniche con i voti ai piccioni, però arrivare quasi alla sufficienza, credimi Mariani, è una vittoria. Resta fastidiosa quella ammonizione su Juan Jesus quando non hai ammonito Pezzella, però veramente sono dettagli, alla fine poca roba. Poi vi dirò che ci saranno dei voti approfonditi di tutto il 2025, ma andate con calma, piano. E qua mi viene voglia di farvi vedere le posizioni medie, spostandoci da quest'altra parte, perché sì, Di Lorenzo braccetto cioè nel senso questo non è una hitmap di un braccetto, signori miei, è la hitmap di uno che si fa tutta la fascia, e da come finiscono in media dove toccano il pallone, Di Lorenzo, Rachmani, Juan Jesus e Spinazzola sono a tutti gli effetti una difesa a 4. Poi è chiaro, in fase difensiva si abbassa lui, si abbassa molto anche Politano, che vedi non fa altro che sovrapporsi al lavoro di Lorenzo, mentre qui Spinazzola è solingo nel farlo, perché Elmas non si sovrappone qua. Poi ovviamente ad Elmas gli devi aggiungere anche il suo sostituto, che è Lang, che un pochino vedete come viene a dare una mano. Allora anche Lang fa la sua fase difensiva quando si deve passare a una sorta di difesa a 5 con i 5-4-1, i due centrocampisti Lobotka e McTominay a tutto campo, Højlund anche a tutto campo e Neres che gira intorno a quella zona, ma come vedete svaria. Per me è molto interessante il modo in cui Conte ha trovato queste soluzioni nell'emergenza, e quando torneranno non ci sono problemi, quando torneranno gli altri non ci sono problemi, perché ci sarà modo di adattarsi, di farli ruotare. Si può cominciare a immaginare che un McTominay con il ritorno di Anguissa può giocare anche più avanti, può giocare nella zona di Elmas a quel punto può tornare un jolly utile per tutte le occasioni partendo dalla panchina, quindi in questa zona dietro Højlund, dietro la punta, McTominay, Neres mica male come possibilità. Quindi io il problema che tornano poi gli infortunati e come si fa non me lo pongo proprio, anzi vorrei che tornasse anche De Bruyne e pure Lukaku. Diamo il benvenuto al nuovo iscritto William Duarte Diaz e a tutti gli altri che comunque non ho potuto salutare, che siete tantissimi. Questi sono gli iscritti pubblici
pubblici, che avete le impostazioni pubbliche, perché a volte voi vi iscrivete al canale ma le vostre impostazioni privacy bloccano il fatto che io lo possa vedere, e quindi potete seguirmi senza che io lo sappia e che vi possa salutare. Tra l'altro io so con certezza anche che molti di voi non sono iscritti, ma il video vi esce lo stesso nella home perché magari ne avete visto qualcuno e quindi YouTube dice: ma questo contenuto ti piace, guardatelo, non fa niente che non sei iscritto, non fa niente. E questo è, andiamoci a vedere la Roma, il Genoa-Roma, la Roma-Genoa, anche se vi dovreste vedere questa analisi, vi siete visti questa analisi e poi la partita, o viceversa, o vi siete visti cronache di spogliatoio, o l'avete vista domani, perché io sto postando troppo tardi, ma domani ci saranno altri contenuti, c'ho un sacco di cose in mente, sto a 1000, sto carico, la pausa diciamo natalizia mi ha dato molta energia e sono forse anche le parole di Conte che mi hanno dato la conferma, e non vi dico stronzate, e questa è la cosa più importante per me. Da New York, Valerio Fluido è tutto. Vi abbraccio e vi bacio. Ciao. Grande